Sono le 13:30 quando nella sala degli affreschi di Palazzo Zorzi risuonano applausi liberatori e qui, nella sede del municipio di Borgo Valbelluna, che oggi si è scritta una pagina della storia industriale d'Italia. Dopo mesi di angoscia, ACC is back, ACC è ritornata e il suo futuro è stato vergato dai componenti del comitato di sorveglianza, il primo dopo il naufragio dell'esperienza cinese. In calce a un accordo di grande innovazione che riconosce ai lavoratori il diritto costituzionale di collaborare alla gestione dell'azienda. Avere la coralità operaia al fianco dei tecnici progettisti, a fianco dei commerciali che devono interloquire con le grandi aziende tedesche del freddo è un motore che dà grande forza al nostro progetto. Di fronte alla RSU ACC, ai segretari e referenti provinciali e regionali di categoria di CGIL, CISL e UIL, ai rappresentanti istituzionali con il ministro D'Incà in videoconferenza, Maurizio Castro parla di un accordo che ha precedenti nobili in Zanussi nel 96, che ancora riecheggia, una frontiera avanzatissima. Qui cambiamo le sorti, nel senso che noi riportiamo in patria un'azienda che era stata comprata da una multinazionale cinese, si parlava cinese all'interno. Riportiamo centralità all'articolo 46 della Costituzione, lasciato sempre inespresso. Qui abbiamo fatto in modo che un commissario, finalmente un industrialista e non solo un fiscalista o un avvocato, ma uno che si intende di politiche industriali e di queste politiche industriali, cioè dell'elettrodomestico, diventa commissario. Allora c'è speranza per la politica industriale italiana. Con il commissario Castro l'assessore Donazzan già ragiona sulla ricerca grazie a progetti che vedranno in prima linea l'Università di Padova. Ora si punta al nuovo posizionamento di ACC più elevato, d'alta gamma. Cruciale sarà la parte economica. Siamo assolutamente sicuri che la comunità bancaria del territorio nazionale saprà intercettare tutto il valore di questa sfida ed aiutarci come è giusto che accada. Il piano quadriennale prevede l'assunzione di 18 lavoratori che erano stati licenziati dai cinesi di Wanbao, una strada mirabilmente tracciata grazie anche al coraggio e all'orgoglio delle maestranze che in questi anni hanno mostrato disponibilità e generosità. Questo risultato che oggi abbiamo in qualche modo consolidato, ma che non ci fa fermare davanti a tutta una serie di obiettivi, era un impegno soprattutto nei confronti dei lavoratori, delle loro famiglie e di questo territorio, che ha sempre dato tanto a questa azienda.